Sì, sì, sì. Danni? Certo. Garage allagato, e sa perché? Perché la Veritas o chi per essa non è venuta a pulire il tombino, perché qui noi non abbiamo mai avuto problemi dopo il tram, perché sono state fatte le strade e ha sempre ricevuto acqua. Adesso non la riceve e ci siamo allagati. La rabbia dei residenti di via Amba Radam in centro storico a Mestre dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta con forza su Venezia e Mestre nelle ultime 48 ore, causando allagamenti e disagi significativi. È entrata a mezzo metro d'acqua. Eh sì, almeno, poi ha raccolto tutta la fogna che è emersa, capite? È la prima volta che accade. No, è già successo l'ultima volta 12 anni fa. Poi avevano detto che con i lavori che erano stati fatti ci saremmo salvati e in realtà è stata talmente intensa l'acqua che le pompe non sono state in grado di risolvere nulla. Oltre al danno di tutto il materiale che c'era qui, c'è un danno lavorativo perché nessuno di noi è potuto andare a lavorare e quindi insomma penso che le modalità, visto che c'era anche uno stato di emergenza, magari potessero essere gestite in modo diverso. Ecco. Anche un condominio di recente costruzione è andato sotto acqua nella adiacente via Amba Alagi. Era tutto allagato praticamente, qui era in una piscina di 20 centimetri, tutto attorno alla casa e quindi i garage sono andati tutti sotto acqua. La casa è nuova, è appena fatta e non pensavo di trovarmi con l'allagamento. A Mestre le strade si sono trasformate in canali con un corso del popolo sommerso dall'acqua. A Venezia il violento temporale ha trasformato il ponte di Rialto in un vero e proprio fiume, centro storico allagato anche per l'acqua alta, inevitabili disagi per residenti e turisti. A Marghera, in piazza Caduti delle Foibe, a causa del forte vento, degli alberi sono stati abbattuti. Le piogge incessanti hanno portato al rompimento degli argini del fiume Muson dei Sassi a Campo San Piero. L'acqua si è riversata nel fiume Muson Vecchio che attraversa Mirano, dove in alcune vie della città è stato bloccato il traffico sia pedonale che dei veicoli. Abbiamo sospeso tutti gli eventi, sospese tutte le attività sportive. Chiuse le scuole. Le scuole chiuse stamattina, naturalmente speriamo che si tratti solo di misure di prevenzione. Mi dispiace per i cittadini, ma purtroppo è meglio prevenire che trovarsi a gestire dei problemi magari drammatici senza aver pensato prima a possibili rimedi.